Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da domenica 4 agosto, che barba! Siamo entrati nel mese dell'estate, nel mese non della pandemia, ma della pantomima, della finzione, il momento in cui le persone perdono un po' il controllo, giustamente dopo aver lavorato, chi ha avuto la possibilità, la fortuna, la sventura di dover lavorare, di lanciarsi nelle vacanze, di lanciarsi in questi che sono i percorsi verso le località di mare, di montagna, di lago, verso gli aeroporti, tutti con i trolley in mano, con i grandi ritardi, col ministro dei trasporti Matteo Salvini che è intervenuto in merito a questo argomento, ma andiamo a preparare una rasatura in una giornata ancora molto calda. Sentite lo scrosciare di acqua nel lavandino del bagno di casa mia, da cui vi saluto dalla cittadina di Cecina. Cittadina che tanto cittadina non è, cittadina sempre al centro di polemiche da parte di chi la vive, da parte invece di chi la subisce, un po' come me, insomma, che spesso lamento alcune delle tante follie che vengono vissute con sacrificio da chi vorrebbe una città più ordinata, pulita, civile e anche un po' meno rumorosa nelle notti estive, ma questo è il problema della città di mare. Down of Glory, salutando l'amico Alessio Herrera dalle Isole Eolie, come sempre, che apre sempre grazie a questi suoi omaggio che mi è stato inviato tempo fa, e andiamo a preparare con un fluido la nostra rasatura, cercando nella scatola dei ricordi, nella scatola dei regali, gran parte dei contenuti in una scatola di cartone, oltre che quello che riesco a tenere nell'armadietto del bagno, che è ridotto chiaramente allo spazio disponibile alla condivisione di 3 persone. Noi siamo in 3, io, Marisa, il nostro micro, insomma, quindi dobbiamo ognuno rispettare gli spazi, non fare l'imperialismo del bagno, perché poi occupare spazi non propri è sempre una brutta abitudine, da cui io, come vedete, ho una lavagna molto scarna oggi. La parte dell'estero ha soltanto una freccia rossa che riguarda l'estrema attualità del problema dell'Iran e della controffensiva, della ritorsione, che è prevista domani, il 5 agosto, dopo che sono stati uccisi 2 capi di Hamas, il capo politico e non Sinvar, ma uno dei più vicini dirigenti di Hamas, che è stato seppellito l'altro giorno con bandiere in Turchia messe a mezzaste, con l'ambasciatore turco a Tel Aviv richiamato da Netanyahu per la vergogna di aver sostenuto la fine di un terrorista. Quindi l'argomento è molto molto delicato. Sono stati sparati nel nord di Israele dagli Hezbollah, dal Libano, 30 missili, 30 razzi che sono stati intercettati quasi tutti, nessun ferito, però le prime pagine dei giornali riportano i traccianti di questi missili che vengono sparati al nord dello Stato ebraico, a rinfocolare una situazione molto molto difficile. Quindi teniamo gli nervi saldi e cerchiamo di capire. L'Iran, sapete, ha appena eletto 15 giorni fa Pezeshkian, un medico riformista, che parlare di riformismo in Iran, capite, è una cosa incredibile, però lui è molto vicino all'Ayatollah Khamenei, quindi tutti si chiedono cosa potrà fare in un paese come l'Iran, anche un riformista, un medico, un uomo che dovrebbe avere a cuore la salute delle persone. Per aver scelto quella professione andiamo a presentare prodotti di oggi, che saranno la crema cella, crema da barba, ecco, all'aloe e aloe vera, ecco, la shaving cream, prodotto che uso di rado alla ricerca di un prodotto estivo, esecrando e detestando non coloro, ma insomma, l'abitudine di definire le creme estive invernali, con rispetto, parlando di Alex, che mi consiglia, che saluto, insieme a Fulvio, Davide, Odus Odditi, Matteo Preda. Saluto anche Marco Traverso, l'ho visto impegnato in una sagra paesana dove un banditore sotto un tendone vendeva non so che cosa. Ha tutta la mia comprensione per la sua meravigliosa estate, ognuno ha le sue, e quindi un grande saluto anche ai nuovi canali. Ne è emerso uno nuovo fondato dagli amici di Alex, adesso non lo ricordo, ma pubblicherò subito, approfittando dell'ospitalità, questo mio video di oggi, che cercherò di rendere molto breve. Come vedete la lavagna è vuota, nella parte obituary non c'è il tonnello, c'è solo quest'anno, non c'è nessuno morto prima del 24, quindi vuol dire che sono tutti vivi. Giù in strada, per fortuna, sono ancora tutti vivi, come diceva il grande cantante Sergio Caputo negli anni 80. Chi se ne frega, oggi non ce ne freghiamo. La scorsa settimana ho messo di mezzo, ho coinvolto la nuova fiamma di Fedez, che purtroppo ha avuto un malore sul suo jet privato, lo doveva cantare a Gallipoli l'altro ieri, è stato ricoverato per delle emorragie, il ragazzo è molto malato, va tutta la mia comprensione, è comunque un artista, un giovane, quindi va comunque aiutato quantomeno nel pensiero, quindi auguri a Fedez. E troviamo una frase, ecco, io però prima di leggervi la frase ho bisogno di montare il sapone non è morbido, la cellula ricordava morbido, invece è di legno sta roba, quindi bisogna un po'
andare a sobillare, a massaggiare con il nostro sintetico Semog 820 Made in Portugal Black Edition, l'avete già visto molte volte, è il mio spennacchiato per eccellenza. Qualcuno mi dica se un pennello in queste condizioni deve essere sostituito, oppure se è ancora in grado di operare. Io ve lo faccio vedere nella sua intensità, come vedete è un po' rado, sembrano un po' i miei capelli nella mia attempata età. In ogni caso andiamo subito a pescare la crema da un produttore storico, Cella Milano, sono 100 anni che fa saponi, quindi sicuramente non li farà meno bene di tanti altri più conosciuti di lui. E l'aloe è sempre comunque per le pelli arrossate dal vento, dal sole, dal mare, dalle viaggi con le vostre cabriolet scoperte, se andrete a Cannes, a Juan Le Pen, o anche soltanto sul lungomare di Bellaria, Egea Marina, sulla costa adriatica. Se il giorno dopo vi farete la barba e utilizzerete dei prodotti sempre slegandoli dalla stagionalizzazione, dalla stagionalità, troverete probabilmente in Cella un bel partner. E Cella fa quel famoso sapone da 1 chilo, è un blocco da 1 chilo che va scagliettato, che dura credo 15 anni, quindi anche se lo usate tutti i giorni. Quindi esagerazione meneghine, come sempre, tanto perché i blagueur non mancano mai, li troviamo sulle pagine dei giornali, attraverso le cronache. Cercherò di essere rapido, come vi ho detto, rapido come un treno, come un intercity, che rapido non è, quindi spero di non essere in questo senso italiano come i nostri trasporti. Io penso di avere sufficientemente prelevato crema, ma lo vedremo appena la monteremo in viso. Barba fatta mercoledì mattina. Non è vero, falso, giovedì, con i soliti rasoiacci andiamo a preparare una rasatura, perché come sempre le rasature urbane, come sapete, sono fatte con inqualificabili rasoi usa e getta, che poi si usano e non si gettano mai, non prima di 7-8 rasature. Cioè la prima ve la fate discreta, la seconda vi salvate, la terza non serve più a niente. Già la prima taglia poco, figuratevi le altre. Ma purtroppo la vergnaccheria porta a considerare i rasoi multilama usa e getta dei prodotti imperitori, come delle lame degli shogunati, come delle katane mantenute nei decenni, nei millenni. Invece sono assolutamente dei prodotti che vi aiutano a presentarvi in maniera decorosa, ma non vi siete certamente fatti la barba dopo una rasatura fatta con quegli strumenti. Andiamo a sentire cosa ci racconta oggi questa radio del Gargano, che appunto si chiama Gargano FM. Le pubblicità erano di attività nella zona di Peschici, trasmette da Foggia. Alziamo un po' il volume mentre andiamo a preparare. Alive and Kicking, vivo e scalciante, cantava nell'83 Jim Kerr dai palchi d'Europa, dalla sua band i Simple Minds. Chi non li ricorda, e tutti li ricordano, anche quelli che non sono tanto vecchi come noi, perché sono stata una band new wave storica che ha fatto la storia insieme agli U2, chi non li ricorda, di quei roboanti anni della musica in cui il mondo andava benissimo e anche i somari diventavano ricchi. Bastava che avessero la voglia di lavorare, era un po' questo il leitmotiv, che oggi si ripete invece in situazioni ben diverse. E quindi per la Germania in recessione, le borse crollate, ieri è stato un tonfo bestiale, Milano ha preso 30 miliardi di capitalizzazioni, quindi allegria. E partiamo, voi sarete chissà dove, già nelle vostre località vedo foto di piscine, resort elegantissimi. Cominciano a scattare le foto dei libri letti sui lettini degli arenili, così capite la psicologia della gente che li legge, dal profilo Facebook che li pubblica. Volete scoprire delle cose incredibili, disastri meteo a Torino, il quartiere di San Salvario dove io sono nato, devastato da kick di grandi come albicocche, mi hanno riferito, quindi distrutte macchine di amici. Saluto l'amico Marco, purtroppo ha avuto la macchina devastata dal temporale, e anche l'amica Lorena, amica di campagne elettorali, mi ha comunicato questa cosa, Paolo anche. Insomma, tutti coloro che abitavano lì, se non avevano l'auto in garage, se la sono trovata letteralmente devastata. Ma al di là di tutto parliamo di cose interessanti che possono essere quello che farete nei prossimi giorni. Vi avvicinate al Ferragosto, non si contano le sagre, qua va moltissimo la sagra del popone, che in toscano significa il mellone. Bene, il caldo è ancora piuttosto opprimente, quindi andiamo a preparare la rasatura, come vi ho detto, per rendere onore alla sintesi, un dono difficilissimo, soprattutto nella classe politica dirigente degli anni '80, da cui vado la frase, ve la leggo:
Se fai politica non puoi sottrarti, essere triste, stanco e depresso, oppure distratto. Devi trasmettere idee, coraggio, fiducia ed entusiasmo. Questo perché incrocia due momenti che vi do in anticipazione. Uno sono i 650 giorni del governo Meloni, di cui la prima pagina del Foglio di ieri parla, eccolo qua, una sorta di giro di boa, quasi un terzo del suo mandato. Sapete, fino al 27 il governo sarà in carica, e quindi cosa non ho fatto, cosa non hanno fatto e cosa ne pensano i lettori è la opportunità che Claudio Cerasa dà sul Foglio oggi di poter scrivere un indirizzo che vi darò e i cui commenti migliori saranno pubblicati sul quotidiano. Ma questa frase arriva da questo volume, un libro, Ricordati di vivere, non so se ve l'ho già sottoposto. Questo è Claudio Martelli, ve lo ricordate, è nato nel 1944, braccio destro di Bettino Craxi, uomo indimenticato nella stagione della Prima Repubblica, che ha scritto questa frase a proposito del suo soggiorno a Roma quando arrivò nel 1976, e dove per un periodo, scusate abbasso Radio Gargano perché è vero che bella musica, ma gli venne proposto di vivere a Raphael, dove viveva Craxi, dietro in via Febo, a 10 metri da piazza Navona, gli diede una stanza molto piccola. Poi lui andò disperato dopo pochi mesi a vivere alla Raffaellina, che era una struttura dietro piazza di Sant'Agostino, sempre nel centro storico di Roma, dove era vicino di stanza di Valerio Zanone, che lo sentiva, e i suoi brontolii e lamenti degli ospiti che andavano a trovarlo riempivano o le sue notti o lo svegliavano al mattino, e sentiva il ticchettio della macchina da scrivere di Francesco Forte, che stava scrivendo il suo libro Scienza delle Finanze. Quindi questo era un po' lo scenario che si muoveva nella Prima Repubblica, molto prima, ancora prima che Aldo Moro venisse rapito, ma di questo non voglio parlarne oggi. 2 giorni fa abbiamo ricordato i morti della piazza della stazione, ma adesso andiamo a ricordare con cosa ci raderemo. Persona Platinum, eccole qua, ottime lame devo dire, trovate nella scatola che Marco Mancini mi ha mandato da Roma, che saluto con affetto, anche non solo per questa ragione, chiaramente. Ottime lame, io le avevo assaggiate tempi fa, molti anni fa, ma non le ricordavo. Andiamo. Ricordo, ecco qua è bella l'estrazione dove la lametta si incurva, trova la bocca d'uscita e non è stato impazzire a farla uscire perché la carta è paraffinata, vedete, permette uno scivolamento perfetto in uscita della lama e non vi fa imbestialire quando è il momento non solo di parlare facendosi la barra della domenica in compagnia e in allegria come capita nelle mie puntate, ma quando avete fretta e dovete prendere un treno o peggio ancora recarvi in ufficio in mezzo al traffico. Niente cola, zero, Persona Platinum, lame assolutamente che nascono e vivono e muoiono sempre con un solo utilizzo. Voi sapete, sono un pervicace sostenitore dell'uso unico delle lamette. Non esiste niente di speso meglio che i 5 centesimi di una lama da barba double edge nuova tagliata perfettamente per farsi la barba. Non si è seduta la nostra cremacella, buona cosa, un po' troppo vaporosa. Andiamo ad accomodare nel rasoio che ho già smontato senza farvelo vedere. Queste sono le distrazioni un po' del periodo estivo, ed è un rasoio che sa d'Inghilterra. Questo è stato un rasoio che mi ha regalato Vincenzo Pitrelli, che saluto sempre, ogni puntata, a occasione, usando i suoi prodotti, di ringraziare, un Gillette credo degli anni 50, che può ricordare una barberia del Regno Unito, una barberia della vecchia Europa, ecco, in quell'Europa in cui c'era ancora l'Inghilterra, ancora prima che nascesse l'Europa, poi se n'è andata, ben sapete, con la Brexit, ma introdurrà un argomento interessante del Foglio di Claudio Cerasa dedicato sui sistemi di rintracciabilità delle persone, ma ve lo leggerò dopo. La lama che andiamo a accomodare senza lasciare spazio, tanto avete già visto questo rasoio molte volte, un rasoio molto leggero e molto dolce, e quindi discuteremo della dolcezza dei rasoi, perché ci sono anche i rasoi dolci, non ci sono solo i tiramisù e le persone dolci, ci sono anche i rasoi dolci che vi permettono. Io però, scusate, ma devo dare una rinfrescata, perché è vero che dobbiamo oggi elogiare il tempo del riposo, quindi riposo vuol dire che anche i miei video dovranno impegnarvi il meno possibile, anche perché le visualizzazioni crollano nel periodo estivo, l'ho sperimentato nelle ultime edizioni di domenica scorsa, insomma, quindi è evidente che, ed anche giustamente, è vero che si tratta di loisir, il guardare le puntate di chi si radio, chi fa qualunque altra cosa, ma è anche vero che poi ci sono cose più interessanti da fare, tipo un tuffo in mare, magari una passeggiata in una campagna, aria aperta, ecco, godersi la tranquillità, non andare in giro di pantaloni corti. Eccolo qua, abbiamo praticamente concluso per procedere al taglio. Gillette Vintage, attacco
Buona domenica, ecco qua. Bene. Bene, i rasoi facevano molto bene. Le lame continuano a farle bene, non tutti, ma sento che non incespica, ma la persona su una barba dura di 3 giorni, di 2 giorni, scusate. Chiaramente sul mento richiede i famigerati passaggi multipli, mentre dal suono della radio in streaming dall'accaldata Puglia ci tiene compagnia. Sempre pochissimi i palinsesti, anzi, a parte notizie nei palinsesti delle radio commerciali in streaming, perché le notizie interessano tutti molto poco, soprattutto quelle trasmesse dalla radio, quelle della televisione un pochino di più, ma propriamente nella dittatura dell'immagine dei display le notizie arrivano dal telefonino e poi anche da altri devices, quindi le notizie diffuse con la voce, attraverso la voce, vanno sempre meno di moda. Bene, al primo passaggio, direi buono l'attacco anche nella zona bassa, possiamo passare già subito al secondo, senza esitazione, direi di sì. Andiamo a riprendere il nostro pennello Semogoto 120 con la nostra cremacella all'aloe. È una crema moderatamente profumata, molto discreta, come io sono convinto debbano essere un po' le nuance dei profumi delle creme da barba, non tanto magari degli after che si possono anche un po' cedere alla lusinga dello studio del profumo delle essenze, diventando più degli aftershave, degli eau de toilette, ma insomma si sa, se i profumi fossero così neutri nessuno li userebbe, perché non ci sarebbe il motivo di interessare chi vi circonda su con cosa vi siate fatti la barba, quali prodotti usiate. Quindi la curiosità che si ingenera in una fresca rasatura profumata di dopo barba chiaramente ha tutto un suo perché, un suo valore molto importante, a mio parere, è molto identitario, è molto personale. Quindi andiamo in contropelo. Abbiamo però questo pezzo di Repubblica pubblicato il 20 di luglio, è tardissimo, è 15 giorni fa, l'avevo tenuto appeso sul muro qua, non lo vedete, alla sinistra della lavagna, e poi l'ho sempre un po' abbandonato, ma questa è una delle notizie che voglio riportare. C'è un bambino, si chiama Giacomo, ha 2 anni e vive nel carcere di Rebibbia e dice solo apri e chiudi. I genitori sono finiti entrambi in prigione e lui vive nel reparto dei figli dei detenuti con del personale di assistenza che lo cura, che si occupa di lui. Ogni tanto può uscire dal carcere e lui passa attraverso i cancelli e quindi dice apri e chiudi alla guardia carceraria che gli apre lo spazio verso la sua libertà, ma lui la libertà non avrebbe dovuta vedersela negata. È negata perché, essendo minore con i genitori in galera, non può fare differenza che vivere anche lui una vita da recluso. Questa è la fottuta discrasia, questa è la vergogna di questo paese e anche di questo governo, che come tanti altri, che solo la voce dei radicali ha riuscito a trovare il coraggio e la forza di denunciare una riforma giudiziaria incapace di dare dignità a chi vive nelle carceri. 60 detenuti morti suicidi da gennaio in 8 mesi, in condizioni spaventose, si vive nel calore, nel caldo, tra gli insetti, in condizioni inaccettabili, e questo è un bambino di 2 anni che non ha fatto niente ed è costretto a vivere questa esperienza. Pensateci, non girate le pagine quando si parla di riforme giudiziarie, di riforme del sistema detentivo, perché fanno parte del rispetto della dignità umana, e quindi prestate attenzione, parlatene e battetevi. Se c'è qualcuno che raccoglie le firme per fare qualcosa di buono, non negate la vostra firma. Contropelo, nel frattempo andiamo a fare la zona baffi. Inutile parlare, anzi è giusto dire basta ai pianistei olimpici. Ormai le Olimpiadi una volta erano il fascino di vedere i centometristi, i maratoneti, i salti lunghi, i salti in alto.
uomini che avevano raggiunto dei risultati atletici veramente incredibili. Adesso sulle prime pagine c'è quella sventurata di pugilessa napoletana che è stata suonata come una punching ball da quella specie di Fabrizio Corona travestito da donna che l'ha tirato una diga, l'ha stesa e si è messa a piangere. Poi Giorgia Meloni presente a Parigi, che ha preso il suo viso tra le mani e si è fatta fotografare in una photo opportunity contro naturalmente una campagna del transgender, e sono 3 giorni che si parla se questa pugile è un pugile, un uomo oppure una donna col testosterone a 1000. Basta, le Olimpiadi devono tornare a essere una gara, una competizione, non un teatrino di follie, come il bravissimo tiratore della pistola a 10 metri turco che spara con le mani in tasca senza l'occhiale. Ma chi se ne frega, è bravo, basta, hai vinto l'argento sparando come se così fosse il baraccone delle gioche prendendo l'argento a Parigi. È stato molto bravo, però basta, sono partiti i meme, si continua a girare intorno a fesserie per ridere di cose che non fanno neanche tanto ridere. Però viva lo sport, questo chiaramente è il mio messaggio, ma basta. Oltretutto però indaghiamo, perché la signora Carini, pugilessa suonata della squadra italiana, ha ricevuto $100.000, non si sa da chi e per quale ragioni, come se avesse vinto l'oro olimpico. Queste sono un po' le follie. Qua andiamo anche a indagare chi gliel'ha dati quei soldi e perché tutto ha un motivo. È molto difficile seguire questo filo rosso che ha ben poco di rassicurante. Qua abbiamo praticamente concluso la nostra pagina, diciamo, la nostra lavagna della domenica. Quindi, riprendendo in mano, prima di fare il terzo passaggio, vi do una piccola anticipazione che già avete visto sul foglio dei 650 giorni di Giorgia. Poi abbiamo Lollobrigida e il caso PSA, perché la peste suina in Italia non è grave, è ancora peggio, è la peste suina africana, nessuno ne parla. In questo pezzo si dice che il virus continua a espandersi, propagata dai cinghiali lungo l'Appennino. Nuovi focolai spuntano fuori in diverse regioni. Poi abbiamo Maduro ha perso. Voi sapete che è stato eletto il 28 luglio Eduardo González Urrutia, che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni presidenziali in Venezuela, perché sapete che Maduro aveva un po' truccato i voti, sono successi dei casini enormi, gente è andata in piazza perché ha denunciato brogli, quindi Maduro ha perso, quindi questa è la realtà dei fatti. Mentre abbiamo un profilo di Daria Perrotta, il Cigno di Stato. Qua ne abbiamo parlato l'altro giorno, del nuovo posto trovato a Biagio Mazzotta, quell'incapace che ha dato l'ok al super bonus indebitante di 150 miliardi di Stato italiano, che messa la Fincantiera a 500.000 € l'anno, adesso lascia il posto a questa donna, prima alla ragioneria. Sognava di fare cinema e teatro, ma ha scelto diritto e contabilità e guarda tutti i film di Luca Guadagnino. A me non me ne viene in mente neanche uno, però magari voi siete più cinefili di me. Poi finestre di governo. Dunque il 7 agosto in Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni potrebbe aprire le finestre di governo, nominare questa napoletana tenace, ambiziosa, indomabile, andare oltre con le Oppio, che era la sede dove hanno condiviso insieme la militanza ai tempi della loro gioventù della destra romana, e ci somigliano Perrotta e Meloni, e anche lei un'altra underdog ma senza smorfia. Padre ingegnere, niente lussi, il giorno della sua laurea riuscì a far impuntare il professore che, raccontano, le negò la lode che era meritata. A 22 anni ha vinto il concorso come documentarista della Camera e da allora conosce le combinazioni delle leggi finanziarie. Se ne riparla nella terza interna del foglio, questo lo trovate ancora oggi in edicola, chiaramente, se avete voglia di uscire di casa, magari il pomeriggio, andate a prendere il sole, magari vi riparerete nelle prime ore del pomeriggio, avete questo profilo di Daria Perrotta dove si dice: quando Maurizio Gasparri cominciò a ricevere le chiamate gentili di Daria Perrotta, chiese a un giornalista: ma chi è Perrotta? Ma che vuole? Io sono Gasparri, lo sa, no? Lo sa, sì, e purtroppo per Gasparri non ha soggezione, sta per diventare il Cigno di Stato, ragioniera, ma il suo vero l'ago è stata la Camera dei Deputati. Le rimprovereranno anche i suoi pranzi con i suoi amici al ristorante da Tullio, con Annalisa Cipollone, ex capo di gabinetto di Dario Franceschini, e la sua voglia di camminare per strada, andare a vedersi una pellicola alla Mostra del Cinema di Venezia e di leggere tutti i libri del premio Strega. Questa è già abbastanza indaffarata. La scoperta Giorgetti e diventa capo di gabinetto con Roberto Garofoli. Roberto Garofoli è quel capo di gabinetto misterioso che Giuseppe Salvaggiulo indica come gola profonda, senza dire chi è, nel libro Io sono il potere.
dove descrive la vita di un capo di gabinetto, ma io ho scoperto grazie all'amico Roberto, di cui non dico il cognome, che si trattava proprio di Roberto Garofoli, quindi ve lo consiglio, un bel libro da leggere sul deep state, su chi veramente comanda, muove e tira i fili del rapporto fra burocrazia e politici che loro passano mentre il deep state resta. Molto interessante. Lei pratica nuoto, parliamo sempre della nuova, quella che pensiamo diventi ragioniere generale dello Stato, e ogni giorno, abbiamo detto, pratica nuoto, e durante il governo Draghi si era appassionata all'equitazione. La mattina invece correva con Francesco Giavazzi, quello della famosa agenda del Corriere della Sera di economia, l'agenda di Giavazzi, e Alessandro Aresu, che non so chi sia, però lungo la Appia Antica, che è sempre un bello scenario dove andare la mattina a correre. Lei non si sottrae a questa immagine, e poi dice che esistono oggi già le perrottine, perché dietro a queste figure ci sono poi quelli che le emulano nel modo di fare, quindi una giovane generazione di donne che lavora al Ministero dell'Economia e Finanze con lei, la imitano nel modo di vestire, di pensare, e la portano come esempio di fierezza. Quindi l'emulazione dell'immagine dei politici porta gli altri giovani a seguirli, non le capacità. Basta oggi atteggiarsi per diventare come loro, in realtà non è vero niente, perché l'incompetenza della classe dirigente sta devastando la prospettiva dello sviluppo dell'Italia. Sul fondo abbiamo, come vi abbiamo già letto, il coraggio che manca 650 giorni dopo. Vi scrivo perché Claudio Cerasa pubblica questo articolo e dice, attenzione, l'obiettivo di questo articolo è molto complicato ed è quello di provare a rispondere a una domanda utile anche per le chiacchiere sotto l'ombrellone. 2 punti. Ma il governo Meloni esattamente come sta andando, cosa sta facendo, cosa sta sbagliando e cosa dovrebbe fare e che invece non fa? L'urgenza della domanda è legata alla presenza di una data simbolica che coincide grosso modo con il superamento del primo terzo della legislatura. E qua si parla di un governo già longevo con un record, quindi è già andato avanti molto il governo Meloni, un pochino meno solido di prima, e quindi attualmente Meloni è in difficoltà però nel districarsi tra ciò che costituisce il rumore di fondo del governo, ovvero il ronzio, e ciò che costituisce l'azione di governo, ovvero la concretezza. Il rumore di fondo del governo è composto da annunci roboanti sulle riforme, posture anti-europeiste, dichiarazioni al limite della xenofobia, promesse spericolate sulle tasse. Se voi volete partecipare potete scrivere cosa ne pensate del governo Meloni, e qua il vostro giudizio. Il direttore del Foglio in questa pagina ha spiegato quali sono i principali peccati del governo Meloni, che adesso vi leggerò. E poi così, se avete piacere di pubblicare i vostri commenti, potete scrivere all'email il Foglio, si intitola meloni@ilfoglio.it, dedicato un account di risposta proprio a Giorgia Meloni, e potete scrivere quello che ne pensate. Quali sono i punti, al di là della normalizzazione che già c'è ed è in corso, ma su 5 partite cruciali il melonismo fa rima con mollismo, il coraggio che manca. Allora, quali sono i punti centrali? Sono l'atlantismo, il debito pubblico, l'europeismo, il decreto flussi, il più importante della storia della nostra Repubblica, e le riforme sulla giustizia. Quindi la capacità di avere a disposizione alcuni temi in grado di mettere in secondo piano i peccati del governo non è però così accecante da rendere i peccati del tutto invisibili. Senza i soldi del PNR, scrive sempre Claudio Cerasa, questo per sobillarvi e convincervi oggi a scrivere qualcosa anziché stare lì a guardarvi negli occhi o fare cose che non avete voglia di fare. Senza i soldi del PNR la crescita italiana non sarebbe al livello in cui si trova oggi, l'occupazione italiana non sarebbe al livello in cui si trova oggi, ma nonostante questo l'attenzione del governo sembra essere tutta orientata più sull'ottenere i soldi dell'Europa nei tempi prestabiliti che sullo spendere quei soldi nei tempi fissati. Una novità in vista c'è però, e coincide con la scelta di nominare al vertice della Ragioneria dello Stato per l'appunto Daria Perrotta. Vedi il pezzo di Carmelo Caruso che vi ho appena accennato e vi ho appena letto. L'incapacità assoluta da parte di questa maggioranza di combattere il suo luddismo di fondo, e quindi passando per l'intelligenza artificiale, l'automazione industriale, la promozione della cultura del rischio e la valorizzazione di un made in Italy diverso dalla semplice declamazione della cultura culinaria italiana. Questa è Lollobrigida, mi sono sempre all'ABC delle cose che non hanno nessun significato, sono cose del tutto esiziali, sono cose ridicole di cui si sta parlando. Flop, i flop sono diversi, quando elenca qualcuno e provochiamo bene. Flop sulla candidatura di un italiano alla Banca Europea degli Investimenti, flop sulla candidatura all'Expo dell'Italia naturalmente, flop sulla candidatura alla presidenza del Consiglio di Vigilanza della BCE, Banca Centrale Europea,
flop sull'assegnazione della futura autorità europea per la lotta al riciclaggio, flop sul ruolo dell'inviato per il fronte sud della NATO, flop nella partita per provare a essere l'ago della bilancia di Ursula von der Leyen e rischio flop nella partita per il commissario europeo, cioè non ne hanno centrata una. Il quinto problema è quello di aver rinunciato a utilizzare i pochi soldi che il governo ha avuto finora a disposizione per provare a essere coerente con una promessa fatta dal governo in campagna elettorale, ovvero di abbassare le tasse, problema che nessuno ha mai voluto affrontare, forse Berlusconi nei suoi governi, anche per ovvie ragioni di interesse, ma quantomeno ci provò. Questi invece, non avendo niente da fare, facendo i politici di professione, delle tasse che pagano gli italiani non gliene frega assolutamente niente, loro con le nostre tasse ci vivono, ci campano, costruiscono le loro carriere. Un governo poco coraggioso come questo, un governo di cui peccato più grande è quello di non avere una strategia di crescita economica, di campare alla giornata, di non riuscire a dare continuità a una politica industriale aperta al mercato, come è stato per esempio su Ita Airways, la compagnia di bandiera per chi non, aerea chiaramente, per chi non lo sapesse. Il massimo che riesce a fare è stato confermare il taglio del cuneo fiscale annuale voluto dal governo Draghi, però qua sta parlando dell'agenda Draghi, torniamo indietro all'agendina che Mario Draghi ha lasciato nelle manine di Giorgia per fare bella figura nei consessi internazionali. Il disastro però non c'è, dice Claudio Cerasa, direttore del Foglio, onestamente, dopo tutte queste osservazioni, ma l'impressione è che il governo viva su Marte, che campi di rendita, che abbia paura della sua stessa ombra, e forse qualcosa più di un'impressione. È il manifesto esplicito di un governo che avrebbe tutto per cambiare qualcosa dell'Italia, ma che alla fine si preoccupa non di cambiare l'Italia, ma di non cambiare i propri sondaggi, quindi il proprio consenso. Bene, io vado per il terzo passaggio. Scusate questo inframezzo, raramente leggo prima di aver finito la rasatura. Oggi va così. Mai l'occasione fu migliore di lasciare il viso tra il secondo e il terzo passaggio asciugare nell'aria calda che proviene dal cortile, nell'assolata patria italiana, in questo agosto caldissimo. Non so chi stia cantando Radio Gargano. Tananai che canta Veleno, bravo artista bresciano, adesso ha tentato con successo una via in duetto con la giovane, come si chiama? Ho visto lei che bacia lui, avete capito di chi parlo? Io non, Annalisa, come si chiama? Non mi ricordo più, vabbè. Comunque, andiamo a riprendere. Io darei però una piccola bagnata al viso per favorire un'osmosi della crema rimasta, anzi riprelevata, e il viso un po' troppo asciutto. Bene. Così siamo al velo di sposa, siamo veramente a un passaggio dove, non avendo più il pelo in viso, il pennello scorre agevolmente e serve veramente come una sorta di maquillage cosmetico, di trattamento per fare un obliquo, un trasversale e concludere la rasatura della domenica chiaramente nel modo migliore per avere il massimo della soddisfazione in questo momento fortemente maschile, che è quello del farsi la barba, non necessariamente davanti a una telecamera. E andiamo in diagonale. Bene, Personna, vi faccio rivedere per chi si fosse messo in contatto solo adesso, Personna Platinum, eccole qua, lame associata a questo vecchio rasoio degli anni 50. Beh, Mattarella ha parlato del 2 agosto e della stagione stragista, non stagista. Cosa sta dicendo questo? Questo confonde lo stragismo con lo stagismo, che sono le esperienze iniziali che fanno i giovani quando cercano e vanno a lavorare in un ambiente che non conoscono. Spero di aver capito male io. Bene, vi lascio le notizie della provincia di Foggia, molto interessante, soprattutto per chi vive a Rovereto oppure a Forlì. Succedono delle cose orrende durante le vacanze, incidenti in mare, in auto, casino dappertutto. Vabbè, non è che c'è troppa gente in giro, la gente in giro c'è di solito, chi va in giro gente che durante l'anno in giro non va mai, se no magari con i mezzi pubblici, magari non si sposta dalle proprie città e quindi affronta le strade spesse volte con troppa distrazione. Nessun red dot
qua c'era un po' di rischio, ma io devo dire che la rasatura, tolto qualche fisiologica presenza che si manifesta sempre e comunque, sentite ogni tanto, badaniamo bene agli angoli, curiamoli bene, sentite? Bene, io considero la rasatura terminata, vado a sciacquare con abbondante acqua fresca non è. Ed è bene con il consueto asciugamano, color tortora, andiamo a tamponare il nostro viso. Direi che la rasatura è andata molto bene, il viso è pulito. Non sono corsi inconvenienti che spesso accadono per la fretta, quantomeno a me, che quando mi accaloro durante quello che mi tocca leggervi, ma lo faccio volentieri, riprendo in mano il foglio mentre lascio che il viso rimanga un po' umido per qualche istante e torniamo all'interno. Poi i segnalibri sono diversi. Allora, il primo, non ve lo leggerò, riguarda il mal di turismo. Questa è una manifestazione a Venezia contro l'overtourism. Il grosso problema è che dalle Cinque Terre a Venezia, a Roma, a Firenze stanno protestando perché ci sono troppi turisti e quindi infastidisce, ma non sappiamo come gestirlo. Non ve lo leggo, a scrivere è Antonio Preiti, ma andate a cercarvelo se volete, interessante, soprattutto se vivete in aree particolarmente dense di traffico turistico. Non parlo di città come quelle in cui vivo io, di cui c'è turismo, sì, ma non si tratta di quelle città d'arte prese d'assalto, o di posti veramente dove è impossibile non venire perché sono talmente belle che non possono essere perduti. Ma abbiamo Massimo Bucchi che qua ci parla delle strade cieche. Questo è un pezzo molto interessante. Qua vedete questa foto di George Sarmanco, responsabile della sezione lettere morte dell'ufficio postale di Minneapolis nel Natale del 56. Perché lettere morte? Non si dice rimanga lettera morta, come dire finisce lì, si dice ma è rimasta lettera morta, è cascata una proposta e nessuno se ne è occupato. No, c'è un motivo specifico per cui si chiamano così. Quando un tempo si scriveva, poteva capitare che alla fine dell'Ottocento nel Regno Unito e non solo era ancora comune per il servizio postale ricevere lettere con un indirizzo di questo tipo, da consegnare alla ragazza con gli occhiali che si prende cura di due neonati. E non c'erano i numeri civici, non c'erano i nomi delle strade, e uno arrivava lì il postino, doveva sapere chi era questa ragazza e consegnargli la corrispondenza. La cosa incredibile è che nella maggioranza dei casi questa corrispondenza veniva comunque consegnata correttamente, senza neanche avere un indirizzo preciso. A occuparsene era un ufficio dedicato alla Royal Mail, che sono le poste britanniche, il cosiddetto Dead Letter Office, cioè l'ufficio delle lettere morte. Qui una schiera di impiegati ciechi, cosiddetti appunto per l'impossibilità del postino di comprendere l'indirizzo, lavoravano come una sorta di detective nel tentativo di decifrare l'effettivo destinatario. Quindi cercavano di capire, senza capire dove andava sta lettera, a chi avrebbero dovuto consegnarla, e non è che la buttassero via come capita oggi, che trovano ancora i garage pieni di posta non consegnata nonostante gli indirizzi giusti. Lì sono i postini cialtroni che rubano lo stipendio per non lavorare. Era una cosa diversa. Nel 1825 ben presto gli impiegati si trovarono a gestire quasi 7 milioni di lettere all'anno con indirizzi sbagliati, inesistenti o incomprensibili. È uscito anche un libro che in italiano si intitola Le vie che orientano, storie, identità e potere dietro ai nomi delle strade. È appena uscito. La studiosa americana che l'ha scritta, che si chiama Deirdre Mask, fa infatti risalire l'introduzione dei numeri civici nell'impero asburgico a partire dal 1770, alla necessità di disporre di un esercito più numeroso, e gli uomini giovani e forti, che non mancavano certamente, era però un problema non riuscire a trovarli. Quindi hanno dovuto sistematizzare i nomi delle strade con dei numeri per rendere la possibilità a chi andava a cercare i soldati di rilievo di portarli al fronte. I numeri civici esistono non per aiutare i cittadini a trovare la strada, ma per aiutare il governo a trovare i cittadini. Questo è molto interessante, nessuno ci avrebbe mai pensato davvero. Ancora oggi restano in uso sistemi di numerazione diversi, anche in Italia. Per esempio a Firenze le abitazioni private hanno i numeri in nero e le attività commerciali in rosso. A Venezia le città divise in sestieri, all'interno dei quali i numeri sono assegnati senza distinzione di lato tra pari e dispari. Nelle città giapponesi invece si utilizza un sistema completamente diverso, con 3 numeri che identificano distretto, blocco e numero abitazione, e pochissime strade principali con un nome,
Chi ha visitato Tokyo prima dell'avvento di Google Maps ricorda come fosse abituale ricevere via fax o email un'accurata mappa disegnata a mano dell'indirizzo a cui ci si doveva recare per un appuntamento. Quindi questo è veramente incredibile e anche molto interessante. Però nel 1797, cioè negli ultimi anni dell'Ottocento, nasce un tale Roland Hill che inventa un sistema innovativo, perché all'epoca spesso la posta veniva pagata col trasporto a carico del destinatario. Capitava che magari una ragazza che doveva ricevere la lettera da un fidanzato non avesse lo scellino da pagare per riceverla, quindi questa lettera non veniva mai recapitata. Allora si inventò una cosa che sembra stupida, ma la inventò lui nel 1840, proponendo una tariffa fissa da un penny, uguale per spedire ovunque nel paese, pagata però dal mittente, cioè come oggi paga chi spedisce, no? Paga chi riceve per ritirare la missiva. Nel centro di Londra i postini a un certo momento, qua stiamo parlando chiaramente del 1840, quindi stiamo parlando di 200 anni fa, quasi, i postini arrivarono a consegnare la posta per ben 12 volte al giorno. Si poteva scrivere per invitare un amico a cena al mattino e ricevere la risposta in tempo per ordinare una bistecca in più. Se avete capito come funzionavano le poste? Mentre in curiosità sul CAP, il nostro codice di avviamento postale, a 5 cifre, le prime 2 indicano la provincia, le altre il comune, arrivò da noi soltanto nel 1967, in un'Italia che oggi pare davvero lontanissima, sommersa dalla corrispondenza, perché in 10 anni le spedizioni erano aumentate di oltre 2 miliardi. Quindi immaginate cosa voleva dire recapitare la corrispondenza quando non esistevano i riferimenti, poveri postini, poveri portalettere. Faceva veramente una vita d'inferno. Io però prima di chiudere, non dico in bellezza, perché noi abbiamo sempre qualcosa di cui sorridere, per fortuna, a parte una simpaticissima avventura che ha vissuto Adriano Sofri nella piccola posta, che aspettava un suo amico l'altro giorno alla stazione di Grosseto. Qua io ve lo metto, ma non ve lo leggo, se volete lo trovate forse anche gratuitamente su internet, se volete io ve lo metto in descrizione con un fermo immagine, se la mia Lumix vi permette di leggerlo. È carina questa esperienza, per come si conclude sempre nella salace ironia di Adriano Sofri. Mentre prima di chiudere vi ho detto passerò all'aftershave, un aftershave abbassiamo Radio Gargano, perché qua abbiamo un aftershave di quelli con il tappo di magari bacherite di plastica, guardatelo qui, Cella aftershave, lozione dopo barba, non meglio definita, un prodotto ottimo dal colore di quei classici whisky degli anni 80, un Macallan potrebbe essere, ma con soprattutto la confezione di vetro, tutto vero. Sentite, uso un pennello che rende giustizia, sentite il ciloccare nella breve avvitatura che non ci permette un godimento così lungo, ma andiamo a predisporre in questa fase più bella, perché forse l'aftershave che conclude anche l'impegno di essersi fatti la barba come si deve, con una serie di schiaffi sul viso. Voi sapete benissimo che l'applicazione di un aftershave deve essere schiaffeggiata e mai né strofinata né tantomeno massaggiato il viso, per dare ai pori la possibilità di suggere la parte alcolica, in questo caso di un aftershave alcolico, e lenire quelle che sono state le offese che la lama ha arrecato al vostro viso. Naturalmente il viso subisce una sorta di violenza meccanica quando la lama trancia il pelo, e quindi in questa atmosfera che io individuerei potrebbe essere una barberia, non di quelle che fanno adesso, create ad arte moderna per sembrare vecchie, ma quelle proprio con le frange di plastica, magari in un piccolo paese della provincia di Milano. Insomma, mi viene in mente Caronno Pertusella, ma forse lì siamo in provincia di Varese, quindi non sono in provincia di Milano, possiamo dire a Legnano, ecco, dove una assolata strada della piccola cittadina del nord della Lombardia, il vostro barbiere, prima di congedarvi, vi asperge di un prodotto antico, portandovi direttamente quasi a un dovere morale di andare a prendere un caffè nel bar davanti. Questa era la vita fino agli anni 80-90 nel nostro paese, prima che si fuggisse da questo sistema di tradizione che ha portato a nuove abitudini che non voglio giudicare, ma voglio concludere, mentre l'after si asciuga, o perlomeno il mio viso asciuga dall'after, questa pagina che è il forte di Kunz. Qua vedete indimenticabile Andrea Bocelli, che pare è un grandissimo appassionato di tennis,
e insomma, mi domando un po' come possa goderne, diciamo, dello spettacolo, ma in ogni caso è appassionato tanto che ha, ve lo dirò a breve, un circolo molto prestigioso, chiaramente in Versilia, dove Michele Masneri ha raccontato la sua seconda tappa, Racchette d'Italia. Sta girando, questo è l'amico Fulvio, che chiaramente deve seguire questi ambienti, si parla anche dei posti che lui conosce, del Twiga, di Flavio Briatore, ecco, quindi Fulvio, leggiti il foglio e leggi cosa ha rilevato. Io chiaramente non vi leggerò tutti, ma qua siamo arrivati, approdati in Toscana al Forte. L'area prende il nome dalla società cooperativa anonima Roma Imperiale, che acquistò i terreni della zona negli anni 20 per rivenderli più a lotti a facoltosi villeggianti, e si chiama a Roma anche il circolo di tennis più antico. Scusate, mi emoziono quando leggo questi pezzi di questa borghesia italiana che esiste ancora imbullonata in certe aree dell'Italia, dove insegnava il leggendario maestro Gino Bertolucci. Proseguendo, segno dei tempi, qualcosa cambia anche a un certo punto tra le ville, perché poi le ville fanno parte del milieu, dell'ambiente legato ai circoli, ci sono persone che hanno le case di villeggiatura, e che ville? Quella villa, quella più villa di tutte, quella immortalata in Vestivamo alla Marinara, il best seller di Susanna Agnelli nel 1975, pare sì in vendita. Da anni trasformata in un albergo più chic del Forte, dalla famiglia Maschietto, proprietaria del compound, che si dice abbia rifiutato un'offerta da 180 milioni di euro. Ci ha detto no grazie, ce la teniamo, per in fondo ci rende talmente tanto che è inutile venderla. Potrebbe anche essere un giusto ragionamento. Da anni trasformata appunto in un albergo più prestigioso, il compound comprende, oltre all'ex Casone Agnelli, altre ville sul retro, dove alloggia quando è qui, cioè lì, Chiara Ferragni. La famiglia torinese la comprò, che era una pensione. Questa villa, che si chiamava Costanza, poi fu venduta una villa che si chiamava Costanza nel 69 a cancelli chiusi per 200 milioni nel 1969, pensate quanti soldi erano, a cancelli chiusi, con dentro tutti gli arredi completi, si dice per colpa delle bollette del telefono. Si vede che probabilmente chi ci andava abusava e l'avvocato non aveva voglia di pagare salatissime fatture, ha detto io la vendo così almeno nessuno può andare più a abusare della mia casa in Versilia. Il Casone a 3 piani è pieno di segreti, tra cui il tunnel unico in tutto il litorale, fate attenzione, qua soltanto cronaca verità, che collega la casa direttamente alla spiaggia, e anche la famosa discoteca Bamba Issa, che in origine era l'hangar per l'idrovolante del papà dell'avvocato, quello con cui perse la vita colpito dalle eliche, poi trasformato da Titti Maschietto, che ha fatto parte del gruppo degli architetti radicali fiorentini. Quindi qua si mescolano, mentre la rete ha perso collegamento con Radio Gargano, noi riproviamo nei segnalibri a mettere una radio qualunque, perché mai si è detto mettiamo Antenna 1, che è una radio di non so di dove, ma adesso ve lo dirò, è tra le mie preferite, ma non è quella che io sponsorizzo come piccole radio italiane, una radio di Roma. Lasciamo che canti. La musica normalmente su Antenna 1 è molto buona, ve lo dico io, allora fidatevi. E quindi voi immaginate questo ambiente, e poi adesso la cosa più importante, anche nel sottotitolo, oggi si attende il trofeo Twiga con la ministra Santanchè e il suo bello. Premesso che Agnelli non ha mai giocato a tennis, qua si sta parlando di circo del tennis dove Agnelli era probabilmente un proprietario, ma del tennis non ne fregava meno di niente. Quindi il torneo Twiga che si tiene la prossima settimana, che comincia il 7 di agosto, quindi questo prendete nota. Lo raccontano al Bagno Piero, che saranno di questi ambienti molto selezionati, altro avamposto appunto di chic sommesso, quindi rarissimi uomini privi di tatuaggi, attenzione, che indossano boxer a piccoli disegni, profumi Penaligon, che conosciamo bene noi rasatori, grandissima casa inglese di produzione di prodotti per rasatura, micidiali prezzi, slip non pervenuti, roast beef squisito, avocado toast a 25 euro, i più bei nomi dell'industria italiana, quindi Moratti, Agnelli, Bombassei, padrone di Brembo per chi non lo sapesse. Si mangia rigorosamente sotto la tenda in colori non colori, ma arrivano gli echi del confinante Twiga, una specie di dimensione parallela. Dunque, tatuaggioni bestiali, borselli, anzi borselli da uomo, tunz e ristori, dice qualcuno.
Alessandro Ristori, gran fenomeno italiano, cantante retro celentanesco che fa le cover anni 60, Ugola d'Oro e Molleggio d'Anca, che dicono sia bravissimo. Comunque si fanno molti tornei per l'appunto, quello del Twig che parte il 7 agosto, e una milanese ci racconta che la ministra Santanchè, quando è al Forte, gioca ogni giorno e ogni giorno sfoggia una Birkin di Hermès in colore diverso. Lei dice di coccodrillo, è precisa. Sì, va bene di coccodrillo, ma sa quanto costa la Birkin di coccodrillo? Prima del Covid veniva 10.000 euro, ora costa 60.000. Quindi questi sono gli accessori con cui la ministra del turismo, proprietaria del stabilimento balneare, per appunto in società con Flavio Briatore, esibisce nelle sue uscite sportive. La pitonessa, per l'appunto, come è chiamata la Santanchè, con borsa pitonata, viene col suo Dimitri Kunz, da cui il titolo Il Forte di Kunz. Il principe che non lo era, il Ridge dei 1000 cognomi. Quindi anche il bel Dimitri gioca con un suo amico, ex maestro di tennis, e dunque è imbattibile. Lui si è appassionato soprattutto di padel. E l'amico suo, Andrea Gianbruno, che faceva coppia fissa in Spider in Versiglio, non viene, gli chiede, no, Gianbruno qua non si è mai visto. E all'Europa però viene Chiara Ferragni, quindi imbarcatevi se siete dei guardoni, volete andare a vedere dove vanno i VIP a passare le loro giornate mentre voi state fuori a cercare un parcheggio per la vostra macchina, dove loro vanno a divertirsi a prezzi chiaramente folli quando pagano, che spesso sono ospiti e non pagano niente. Altri cambiamenti però ci sono in corso, in arrivo. Oltre al Twig, uno stabilimento, anzi bagno, che va tantissimo, è l'Alpe Mare, di proprietà per l'appunto di Andrea Bocelli e della seconda moglie e anima del successo planetario della famiglia, che si chiama Veronica. Le donne fanno sempre la differenza. Grande appassionato di tennis, il cantante, come abbiamo detto, uno dei nuovi ras del Forte. Il bagno Alpe Mare, acquistato nel 2017, è uno degli avamposti bocelliani, insieme a 2 ville sul lungomare, Parbleu, e al vicino feudo di Laiatico, che è qua a 20 minuti da Cecina, dove qualche settimana di fa sono atterrati potenti da ogni parte del globo per il Bocelli and Friend. Quindi Bocelli ha aperto la kermesse per i suoi 30 anni di carriera, pensate un po', e nel suo bagno Alpe Mare ha aperto anche Nobu, che conoscerete come ristorante di altissimo livello, e verranno anche assegnati i 3 ombrelloni gold, perché non sono solo le statuette per gli Oscar del cinema, ma anche gli ombrelloni gold, c'era tutta gold, 5 cellulari nella tutta gold, chissà se non si sono ancora annotato, non sono più visto Mahmood, ma insomma, andiamo avanti a concludere. Quindi abbiamo però altri cambiamenti, qua non finisce, io non mi posso abbandonare senza avere concluso, vedete, è uno degli articoli sempre più evidenziati, quelli che scrive Michele Masneri. E quindi novità, abbiamo Patrizio Bertelli, il signor Prada, tanto per spiegarvi chi è, ha comprato il Caffè Principe in centro al Forte, aggiungendolo a una serie di asset trofeo che sarebbero in particolare la pasticceria Marchesi di Milano, che sarà di Gualtiero Marchesi. Chi è più attento di me potrà o smentirmi o dirmi se sto sbagliando. Quindi vari posticini nella sua Arezzo, perché è aretino Bertelli, grandi cuoiai aretini, i signori di Prada, e anche la tenuta dell'uccellina, scippandola ai Rocca dell'Acciaio, raccontano. Adesso il principe, tirato tutto lucido, risplende soprattutto di signore arabe e in generale, passeggiando per il centro del Forte, parrebbe di stare a Doha o a Dubai, per tutti i monomarca, Gucci, Miu Miu, Loro Piana, Gucci, eccetera. Loro Piana battute 2 volte, qua ci sono i tipografi del Foglio che già la seconda volta che leggo lo ripetono 2 volte i pezzi degli articoli, ce n'era già uno in prima pagina a proposito del governo Meloni, quindi mi raccomando, teniamo d'occhio, perché o mandateli in vacanza, perché sennò io poi faccio figuracce, leggo 2 volte la stessa cosa. E quindi, a parte questi marchi che sfavillano le vetrine, mancano solo i bocchettoni che dai tombini spruzzano aria condizionata all'aperto, come appunto negli Emirati. Eppure con sto caldo qualcuno ha pure il coraggio di giocare a tennis. Io con questo concludo la mia giornata, la mia presatura, scusate, riprendo la seconda parte della mia giornata. Vi auguro un buon proseguimento, un buon divertimento, un buon riposo, e a presto da Andrea, e da domenica che barba, ciao!